mattina ad Ancona, davanti alla sede della Banca d'Italia, per tornare a parlare di banche, delle proposte di Fratelli d'Italia in caso, come speriamo, di vittoria alle elezioni. E siamo qui per ricordare lo scandalo anche di una banca che ha riguardato le Marche, Banca Marche, una delle 4 banche del famoso decreto Salva Banca, insieme a Banca Etruria e alle altre che pure conosciamo, per dire che quando andremo al governo noi istituiremo nuovamente una commissione d'inchiesta sul sistema bancario che abbia 5 anni di lavorare. Vogliamo sapere tutta la verità, vogliamo avere la lista dei grandi debitori insolventi delle banche che sono state salvate con i soldi degli italiani, perché i miliardi li hanno messi gli italiani e gli italiani hanno il diritto di sapere a chi stanno pagando i debiti. E diremo che lo Stato e le banche devono imparare a essere deboli con i forti e forti con i deboli, non il contrario come è accaduto in questi anni. E qui c'è Laura Schiavo. Laura ha una storia difficile, suo marito ha deciso di togliersi la vita, suo marito era vittima di stalking bancario e noi vogliamo istituire anche il reato di stalking bancario. È una delle proposte che abbiamo depositato in questi anni, insieme alla separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali, alla pubblicità dell'attività ispettiva di Banca Italia, perché banca è riformata a Banca Italia. Insomma, se andremo al governo non ci saranno più banche che truffano i cittadini e governi che le aiutano, governi che le salvano. Ci sarà un sistema bancario che si dovrà prendere le responsabilità di quello che fa e aiuteremo i risparmiatori in difficoltà, risarciremo i risparmiatori che sono stati truffati e non consentiremo alle banche di fare stalking alle persone.